Il Veneto è in prima fila nella Champions League dei veleni, un'ampia inchiesta intitolata Forever Pollution Project, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa nelle puntate di Sveglia Veneto, che è stata condotta tra 17 autorevoli quotidiani europei, tra cui Le Monde e il Guardian, ha collocato la nostra regione nella fascia più alta dell'emergenza sull'inquinamento da PFAS. Il tutto nel quadro di un'Europa piuttosto malconcia. Sono 17.000 i siti contaminati dalle sostanze perfluoroalchiliche in grado di modificare i cicli biologici. Non le vediamo ma ci conviviamo, visto il loro vasto impiego in molteplici oggetti della vita quotidiana, dai vestiti ai saponi, dai cartoni della pizza alle padelle antiaderenti, dalle biciclette ai giubbotti impermeabili, dalle finestre alle vernici. Non si degradano nell'ambiente, sono estremamente tossici per l'uomo, possono provocare cancro, infertilità e una dozzina di altre malattie. Risultano devastanti anche per le nostre tasche. Ogni anno gravano sui bilanci europei per una cifra compresa tra i 52 e gli 82 miliardi di euro. Che la filiale veneta dei FAS fosse particolarmente pestifera era noto da tempo per la scandalosa vicenda della Miteni di Trissino, la società chimica fallita nel 2018 proprio a causa dell'inquinamento provocato dagli scarichi nel torrente Poscola. L'inchiesta europea tuttavia ha rivelato che il contagio è molto più esteso. Arzignano e la Valle del Chiampo, l'Astico da Schio a Piovene Rocchette, la fascia del Brenta attorno a Bassano, l'Alta Padovana tra Cittadella e Carmignano, la direttrice della Bassa Veneta lungo il corso dell'Adige tra Nogara e Rosolina, la zona delle foci del Sile e del Piave, ampi settori della laguna. E se è vero che qualche misura è stata adottata, anche se con riprovevoli ritardi, tuttavia rimane comunque insufficiente, specie nell'epicentro della Fossa dei Veleni, 180 km², la seconda falda più estesa d'Europa per presenza di PFAS, compresi tra una trentina di comuni delle province di Verona, Vicenza e Padova, in cui vivono 300.000 persone, 18.000 delle quali non hanno ancora il collegamento all'acquedotto pubblico. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 27 marzo 2023. La prima notizia del giorno riguarda l'inquinamento da PFAS e il triste primato del Veneto, che si evince anche dalla nuova recente inchiesta Forever Pollution Project, un'inchiesta europea condotta da 17 autorevoli quotidiani con capofila Le Monde. Quello che stiamo leggendo è un editoriale di Francesco Iori sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI. L'inchiesta europea rivela che il contagio è molto più esteso della zona di Trissino del caso Miteni, ma attenzione, non è la sola bomba ecologica innescata in regione. Il report dello scorso anno di Legambiente su 11 fiumi e una serie di corsi d'acqua secondari segnala un degrado allarmante confermato dai dati ARPAV. Ci sono appunto l'emergenza glifosfate, un micidiale erbicida ritenuto cancerogeno che ha sforamenti vistosi nei limiti lungo il Bacchiglione, il Brenta, il Piave, il Sile. E poi allarme anche per l'Escherichia coli, batterio che può provocare gravi infezioni, specie intestinali, che supera i livelli di guardia in tratti ampi del Bacchiglione, del Piovego, del Sile e del Piave. Le situazioni più critiche per l'ambiente riguardano le province di Padova e Vicenza, nei sistemi idrografici del Bacchiglione, del Frattagorzone, nonché del bacino scolante in laguna, ma non c'è praticamente corso d'acqua veneto che non presenti condizioni allarmanti in vari punti del percorso, senza considerare poi l'impatto alla foce, visto che tutti si riversano in Adriatico. La conclusione del giornalista Francesco Iori è amara. Questo è ciò che tristemente rimane del Veneto felice, raccontato appena una quarantina d'anni fa da Giovanni Comisso con la sua cangiante filigrana d'acqua, oggi ridotta a squallida cloaca. E insomma, con questo apriamo la nostra brevissima rassegna stampa di oggi, lunedì
poche notizie, vediamo subito la seconda. Si tratta delle riforme istituzionali, in particolare della autonomia. Siamo sulle pagine del Gazzettino. 4 veneti tra i saggi del LEP, questo è il titolo. Di che si tratta? Il ministro Calderoli ha nominato i 61 esperti che con il giudice emerito Cassese devono individuare i livelli essenziali delle prestazioni. Una misura, questo è un passaggio propedeutico alla riforma dell'autonomia differenziata, che appunto vede come necessaria premessa la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere omogenei su tutto il paese e garantiti a tutti i cittadini italiani. Cosa sono i LEP? I livelli essenziali delle prestazioni sono un meccanismo necessario per realizzare l'autonomia differenziata, spiega anche il Gazzettino. Si tratta di soglie minime di servizi che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale. Sono previsti dall'articolo 117 della Costituzione. L'ultima legge di bilancio del governo Meloni ha stabilito la creazione di una cabina di regia per i LEP, di cui faranno parte la Premier, il ministro per gli affari regionali Calderoli, altri ministri competenti e rappresentanti di regioni, province e comuni. Nel frattempo, appunto, nominato il comitato tecnico guidato da Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, professore emerito di diritto amministrativo alla Scuola Normale di Pisa. Ci sono 4 veneti e si tratta di Mario Bertolissi, Andrea Giovanardi, Marco Stradiotto, Ludovico Mazzarelli. Il commento del presidente della regione Luca Zaia: scriveranno una pagina di storia, previsti 12 mesi per completare il lavoro con la cabina di regia, altrimenti scatterà il commissariamento. L'articolo di Alda Vanzan sul Gazzettino di oggi. Torniamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi invece per una notizia che riguarda la montagna. Purtroppo una tragedia in Valle Aurina, 2 vittime in Alto Adige travolte da una valanga. Gabriele Costantini, 50 anni, e la compagna Solveiga Kemzaurite, 33 anni, di Cavallino, avevano fatto un'escursione trascinate a valle da metri cubi di neve, fango e pietre, 300 metri lungo il canalone dove sono stati trascinati prima di essere trovati. Il gestore del bed and breakfast sapeva dove erano andati e così hanno potuto indirizzare i soccorsi. Quali sono i rischi? Gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi a livello molto isolato. L'esperto invita alla massima attenzione, fenomeni aumentati quest'anno, quelli delle valanghe. Il racconto sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi e anche il commento del soccorso alpino Alto Atesino. Il cambiamento climatico ha aumentato le valanghe, è opportuno consultare sempre i bollettini e quindi l'invito è quello di avere sempre la massima prudenza. Dice ancora il soccorso alpino Alto Atesino: ora attenzione all'assalto di Pasqua, insomma alle vacanze pasquali con tanti turisti in montagna, lo stato di allerta è massimo. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.